Sentite, volevo dire una cosa molto semplice, portare il saluto di Italia Nostra, alla quale appartengo e della quale sono vicepresidente, e un sospiro di sollievo personale, credo condiviso anche dagli iscritti alla mia associazione, perché finalmente si ragiona, finalmente si sentono dei ragionamenti che non ti fanno pensare di essere una persona dell'altro mondo, dei ragionamenti che sono basati sulla qualità della vita e non sulla quantità di investitori che si possano attrarre sul territorio. Allora, non voglio entrare nei dettagli, ci sarebbe tantissimo da dire. Le cose che ho sentito oggi sono molto più vicine alle idee mie e della mia associazione di quanto siano quelle che ho letto nei documenti ufficiali. Noi abbiamo un sito web che potete trovare facilmente, Italia Nostra Venezia, dove abbiamo esposto un manifesto che raccoglie le linee essenziali delle nostre idee. Soprattutto quello che mi interessa e che è stato nominato da Boato è il fatto del turismo, che è un fatto essenziale per la città di Venezia. Non si può fare un piano su Venezia e il territorio se non si parla prima di tutto del turismo, non si può immaginare un sistema di trasporti se non si pensa che questo può essere usato anche a scopi che possono creare, che possono portare alla rovina della città. Non si è parlato oggi del centro di interscambio merci e del Mondoso, ma sono tutte argomentazioni che io sento qui sarebbero bene accolte, in questo ambiente e da queste persone. Per questo sono felice di poter oggi esprimere la mia gratitudine per chi ha organizzato questo incontro. Grazie. Questo piano di assetto del territorio è il disegno che noi facciamo per la nostra città del futuro, per i nostri figli, sia per Venezia che per Mestre. Su questo argomento è la prima volta che c'è un incontro pubblico in città e di questo peso. La nostra amministrazione su questo fronte ha un deficit. Noi chiediamo che questo documento non passi così com'è in Consiglio Comunale, ma che ci sia un confronto trasversale di tutti sui temi e sui nodi che questo piano di assetto del territorio pone. Il 75% è già definito con il vecchio piano regolatore, come dicevamo. Uno dei problemi più grossi è quello della trasformazione d'uso. Voi avete visto sui giornali di oggi si parlava ancora di 3 alberghi in centro storico veneziano. Questo PAT, cioè per me il difetto... Censura. Allora, questo PAT ha un difetto fondamentale. Qual è? Allora, un difetto forte che è questo: non c'è alcuna attenzione o preoccupazione per la residenza, non c'è alcuna attenzione per quello che sarà lo spazio destinato alla residenza in centro storico, così come in terraferma. Non solo Venezia si va svuotando, ma anche la terraferma, per i costi degli affitti e i costi della residenza che sono alti anche in terraferma. Quindi noi chiediamo che su questo punto ci sia dibattito, riflessione e confronto. Grazie. Sì, non volevo neanche qui intervenire perché le cose sono state dette, io credo sono più che sufficienti e sicuramente ci hanno, non dico rasserenato, ma quantomeno fatto capire che insomma ci stiamo pensando e valutando molto bene questo che è sicuramente un progetto, perlomeno dei prossimi 20 anni, decisamente un termine che possiamo adoperare, fumoso, dove non si capisce nulla, chi capisce sicuramente colui che l'ha costruito e che ha dato e lo sta portando avanti. Una su tutta, per esempio, è la sullagunale, dove si legge ma non si capisce, no? Nessuno la dichiara. Quello che però volevo dire era un errore proprio di fondo. Il PAT dovrebbe essere un PATI, non un piano di assetto del territorio, un piano di assetto del territorio intercomunale, perché un grave errore che ha questo piano è quello di confondere in un'unica città quella del comune di Venezia. Invece in realtà noi sappiamo bene che esistono 3 almeno città: la città storica Venezia, Mestre
Non possiamo pensare in un unico progetto, fondere tre realtà che invece hanno dei bisogni completamente diversi. Venezia è una su tutte dove la terraferma dovrebbe anche servire da sicuramente tutela di quello che è l'ambiente storico, dove tutto dovrebbe sicuramente essere velocizzato, ma là, e fermarsi là. La terraferma deve essere deterrente, proprio perché come si tocca l'acqua, l'orologio per noi cambia. Ecco perché va pensata la terraferma in funzione della città storica e viceversa. Quindi non più alberghi, non più turismo di massa, eccetera, che arrivi a Venezia perché non c'è senso. Venezia deve essere vissuta, non usata, è ben diverso, ma costruire quelle che sono le esigenze che a Venezia oggi non possono più trovare posto, là dove ci deve essere lo sviluppo. Pensando magari a una Marghera che non è più una zona industriale, perché parlando di Marghera si parla sempre del passato, una volta è la città del futuro, oggi no, è la città del passato. Se vogliamo pensare a una Marghera del futuro dobbiamo pensare soprattutto, prima di tutto, alla bonifica e finalmente dare dignità a coloro che oggi abitano quella che viene definita comunque città e che in realtà insomma non potrebbero sicuramente sopravvivere in una zona che, come diceva appunto prima l'amico Francesco, quando ci si passa con l'aereo proprio si vede una raffineria al centro della città. È una cosa estremamente ridicula. Quindi non parti ma fatti, anche se in realtà sarebbe tutto a rivedere e tutto da cambiare. Grazie. Io sono appunto Marco Cavagni, consigliere portavoce del Movimento 5 Stelle e uno dei nostri più validi collaboratori appunto Davide Scano. Parlare e cercare di dire qualcosa di nuovo e di interessante dopo gli oratori che sono stati fino adesso, come ci pensavo prima, passare col kayak in Canalazzo dopo che è passato Crea, con il gondolino, perché è assolutamente difficile e impossibile. Quello che auspico è che da questo incontro possa uscire una nuova consapevolezza, un nuovo sentimento che ci porti a essere coscienti del valore che abbiamo, del valore che hanno le associazioni, del valore che hanno i cittadini singoli. Io mi auguro che questo sia appunto la nascita di un nuovo percorso. Noi, io personalmente e i miei colleghi consiglieri, altro non possiamo fare che portare avanti le istanze dei cittadini, associazioni e quant'altro. Siamo qui appunto per questo. Abbiamo fatto una piccolissima cosa in questi giorni qua, in questi giorni, quello di cercare di portare il BAT alla visione di tutti i cittadini, di tutti i comitati, di qualsiasi persona avesse voglia di prendere visione. Abbiamo fatto un'interpellanza appunto all'assessore Vicelli dove chiedevamo che il BAT fosse messo online per tutti. Questo ci ha risposto che è impossibile perché una delibera ancora da approvare non può essere messa online, perciò siamo fiduciosi e aspettiamo che si salti questo grave ostacolo. Quindi vi ringrazio ancora, lascio la parola a Davide che è un componente del mio gruppo, vi ringrazio molto per aver partecipato a questo incontro, grazie. Allora, do soltanto due proposte, due precisazioni per la discussione. La prima è che rispetto a quanto potrebbero millantare alcuni politici, visto che l'hanno già fatto in passato, vorrei dire questo: non è affatto vero che non si può tornare indietro dalle previsioni urbanistiche già vecchie, diciamo. Il PAT, e come noi proporremo, può fare tabula rasa di tutte le vecchie previsioni del PRG e questo lo chiederemo. Eventuali previsioni diciamo di una certa importanza potranno essere riconfermate con il PI specificamente e puntualmente luogo per luogo, ma su questo andremo in maniera forte. E la giurisprudenza, io ho controllato, ci sono sentenze del Consiglio di Stato che chiariscono questo punto in modo chiarissimo e cristallino, quindi si può fare, al di là di quello che qualcuno racconta. Seconda precisazione, poi vado via subito, riguarda il consumo di suolo e noi proporremo un'inversione totale di prospettiva, nel senso che come hanno fatto certi comuni che avevano qualificato in Italia come comuni virtuosi, chiederemo una prospettiva di consumo zero di nuovo suolo agricolo e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, incentivi fiscali e anche eventuali premi in cubatura, naturalmente rapportati
al raggiungimento di certi risultati di qualità. Quello che viene fatto a Bolzano, non capiamo perché a Bolzano gli architetti lavorino e in questo settore e qui invece devono fare per forza i palazzinarii che conoscono Tizio e Caio per andare avanti. Ultima cosa, chiudo e sempre per quanto riguarda il consumo di suolo vi do un dato. Nel 2008 Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Arabia Saudita e Cina, per garantirsi l'approvvigionamento alimentare di fronte alla crisi mondiale, considerate anche eventuali mutamenti climatici futuri, ecco, solo nel 2008 hanno acquistato all'estero 7,6 milioni di ettari, più della metà della superficie agricola coltivata in Italia. Questo è quello che succede nel mondo e noi invece andiamo ad urbanizzare nuove aree in modo un po' così.